Ma questo chi gliel'aveva fatto? Questa gliel'ha fatta il pubblicitario Gabino Sardo. Ah, Vieni che ti faccio vedere il file catalano. Una serie di nomi, indirizzi, collegamenti con tutto il mondo, Panama. Questo è, diciamo, tutto il mondo catalano, Perpignan, Trebals, lavori. Qui ci sono tutti, questa è la sua scrittura, Premi, questa è, diciamo, è tutta la parte. Poi inizia l'archivio, Barcellona, no? Parigi. L'archivio dove catalogava, inseriva con indirizzo Barcellona, Bogotà. Bogotà. Questi sono tutti i lavori premiati. Quindi lui era, diciamo, legatissimo al mondo catalano. Secondo me la cosa che più lo aveva colpito era il fatto che i catalani erano riusciti a salvare la loro lingua e la loro storia. Tant'è che con la fine del franchismo loro nel giro di pochi anni hanno ripreso a parlare e a scrivere il catalano senza problemi e a insegnarlo a scuola.